Tragedia in Marmolada, 2 alpinisti trovati morti alle prime luci dell'alba. Le vittime sono Filippo Zanin e Francesco Favilli, di 36 e 44 anni, residenti entrambi nel Trevigiano. Erano partiti ieri mattina presto per un'escursione. Al piccolo cimitero di Roccapietore, dove sono state ricomposte le salme, si sono riversati amici, familiari e colleghi. All'azienda Scarpa di Asolo lo sconcerto e il cordoglio dei vertici. Tragico incidente alle Pale di San Lucano a Taibona Gordino, 33enne inglese muore precipitando con la tuta alare dal Civetta. Sui Monti del Sole ferita gravemente una bassanese. Temporali e grandine in arrivo nel Veneto, allerta rossa idrogeologica in buona parte del territorio a partire dalla mezzanotte di oggi. Vicenza dispone l'apertura del COC. Picchia moglie e figlia minacciandole di morte per estorcere loro del denaro. È stato arrestato dai carabinieri di Arsiero uno straniero di 52 anni che nel frattempo aveva fatto perdere le proprie tracce. Una 73enne ha passato molte notti quest'estate al pronto soccorso di Padova, non perché avesse qualche patologia, ma per usufruire dell'aria condizionata. Il racconto del direttore Cianci. Alla Mostra del Cinema di Venezia, riflettori puntati su Lady Gaga e sul film italiano in concorso Viva Futura di Giulia Stegerwald, che abbiamo incontrato. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Quindi la tragedia che si è consumata in Marmolada ad aprire questa edizione regionale dei nostri telegiornali. Le vittime sono 2 alpinisti che sono stati trovati per l'appunto questa mattina alle primissime luci dell'alba sul massiccio, sul versante sud. Le vittime sono Filippo Zanin e Francesco Favilli, di 36 e 44 anni, residenti entrambi nella Marca Trevigiana. Erano partiti nella giornata di ieri per quella che doveva essere una normale escursione in quota. A Roccapietore si sono riversati familiari, amici e colleghi. La cronaca con le immagini di Stefano Bozzi, che si è recato sul posto. Sarebbero precipitati già sui primi tiri Filippo Zanin e Francesco Favilli, i 2 alpinisti di 36 e 44 anni trovati morti alle prime luci dell'alba sul versante bellunese della Marmolada. Avevano appena iniziato a scalare la via Don Chisciotte, Francesco e Filippo, quando per causa ancora da accertare sarebbe avvenuta la caduta fatale. I 2 amici, la passione per la montagna in comune e un impiego alla Scarpa di Asolo, avevano intrapreso la via di Buonmattino. È stata la moglie di Zanin a lanciare per prima l'allarme, non vedendo il marito rientrare. Sono circa le 23. L'ultimo messaggio, senza risposta, risale alle 2 del pomeriggio. Un silenzio che diventa un macigno e che assume di ora in ora i contorni del dramma, con la macchina dell'emergenza che si mette in moto e l'attivazione da parte del SUEM 118 del soccorso alpino della Val Pettorina. Scatta la mobilitazione, anche se notte. Quasi subito vengono trovate le macchine. Un primo importante indizio: una è parcheggiata a Malgaciapela, da dove erano saliti a Rifugio Falier, l'altra in Fedaia, dove sarebbero arrivati scendendo dal ghiacciaio una volta completata la via. I soccorritori si concentrano così nell'area tra Malga Ombretta e il versante nord. Si spera in un ritardo sulla tabella di marcia, ma di Favilli e Zanin non c'è traccia. Parte la seconda fase. Una squadra sale fino al Rifugio Falier, oltre quota 2000, per osservare la parete con binocolo. Ancora niente da fare, serve aspettare l'arrivo con le prime luci dell'alba di Falco 2. L'elicottero si dirige subito sui ghiaioni alla base della parete. I corpi sono trovati senza vita. È l'epilogo di una notte concitata, senza tregua. Filippo e Francesco vengono portati nella cella mortuaria di Roccapietore, dove c'è spazio solo per il dolore dei familiari e dei colleghi di lavoro, quel lavoro che non era una semplice occupazione. Sono 2 ragazzi che come passione principale avevano la montagna e che quindi avevano trovato anche in ambito lavorativo il rispetto per la loro passione. Un arcobaleno nitido e dai colori lucenti si staglia nel cielo di Roccapietore. Il silenzio pervade le montagne. Filippo, originario di Fonte, viveva con la moglie Giulia e la figlia Emma, nata nel 2002 a San Zenone degli Ezzelini. Francesco, nato a Pordenone, risiedeva invece a Masera da qualche tempo. Lascia 2 figli di 8 e 6 anni che vivono con la madre nel veneziano. Purtroppo la montagna richiede anche a volte dei sacrifici pesanti che non ci aspettavamo questa notizia in un giorno così normale per noi. Ecco. Questa notizia ci ha sconvolto
credo che anche tutti i colleghi che conoscevano sia Francesco che Filippo sono rimasti scioccati da questa triste notizia. Francesco e Filippo dunque lavoravano alla scarpa di Asolo, un lavoro che era anche la loro passione. Ad Asolo si è recato per noi Lucio Zanato. Due ragazzi formidabili, che dire, molto amici nel lavoro, molto amici nella vita, e questa passione che li accomunava, quella di andare a scalare. Anche erano due alpinisti di grandissimo livello, tra l'altro, importanti anche qui all'interno dell'azienda come ruolo. Quindi siamo rimasti scioccati, non abbiamo parole. Non ci sono parole per commentare la tragedia che si è consumata ieri sulla Marmolada, dove hanno trovato la morte Francesco Favilli, 44 anni, da 8 brand manager di Scarpa, e Filippo Zanin, 36 anni, da 6 responsabile della sezione sport marketing dell'azienda di Casella d'Asolo. Due colleghi gentilissimi e attaccati al loro lavoro, alla loro passione, tutto là. E poi attaccati anche alla montagna, visto che sono andati ad arrampicare assieme in una giornata che hanno scelto di ferie. La giornata era bellissima e probabilmente aveva visto anche il meteo, perché domani dava brutto, quindi avevano scelto questa giornata e purtroppo. Due persone speciali, sottolinea anche l'amministratore delegato, che applicavano ai prodotti la passione che avevano per la montagna. Un amore per le scalate, per la natura incontaminata, sempre mediato dall'esperienza incordata che aveva portato Favilli a scalare vette ben più difficili rispetto alle Dolomiti. Una per tutte, raccontano i colleghi, la spedizione di quest'estate in Sudafrica. Anche Filippo Zanin condivideva l'amore per la montagna e le scalate in parete, e ieri, approfittando degli ultimi giorni con solo il bel tempo della stagione, avevano preso ferie da trascorrere in cordata. Poi la mancata comunicazione di Zanin con la moglie, l'allarme al soccorso alpino, l'elicottero che si alza questa mattina alle 4:30 e il recupero delle salme subito dopo. Immediata la mobilitazione dell'azienda con i titolari Sando e Cristina Parisotto, che si sono recati subito a Rocca Pietore, seguiti qualche ora dopo dalla dirigenza e dai colleghi dei due scalatori, dimostrando da subito che le due famiglie non saranno lasciate da sole. Andiamo sulla Rocca Pietore, dove c'è... Ovviamente hanno portato i corpi, questa mattina quando li hanno trovati, e adesso ci stiamo muovendo rapidamente. Purtroppo lasciano figli e delle famiglie. Quindi. Giornata molto dura quella che ha vissuto la montagna bellunese. C'è da registrare anche un tragico incidente nell'area delle Pale di San Lucano. Siamo in comune di Taibona Gordino. Una 33enne inglese ha perso la vita precipitando dopo essersi buttato con la sua tuta alare dal civetta. Con gli amici si era dato appuntamento in un luogo e orario precisi. Non vedendolo arrivare, i due hanno subito lanciato l'allarme al 118 temendo il peggio. Scattate prontamente le ricerche del 33enne da parte del soccorso alpino, intervenuto anche l'elicottero d'emergenza. Dopo lunghe ore di ricerche il corpo dell'uomo è stato trovato intorno alle 16 tra le rocce. Le immagini che vedete sono sempre di Stefano Bozzi. Attorno alle 10:40 Falco 2 decollato in direzione dei Monti del Sole, dove un'alpinista era caduta percorrendo il primo tratto della via normale al bus del Diaol. Siamo sul confine tra Sedico e Sospirolo, quindi sempre nella montagna bellunese. Mentre la quarantenne di Bassano del Grappa stava salendo, si erano smossi dei sassi e lei era volata una decina di metri, trattenuta dal compagno con la corda. Raggiunto il luogo dell'incidente, a 1900 metri di quota, è stato calato il tecnico di elisoccorso, seguito poi da medico e infermiera, che hanno subito prestato le prime cure all'infortunata, che manifestava un grave politrauma. La donna è stata così trasportata all'ospedale di Treviso al Cafoncello, dove si trova tuttora. È in arrivo una perturbazione intensa sul Veneto nelle prossime ore. Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile ha emesso, lo vedete, un avviso di criticità idrogeologica e idraulica valido dalla mezzanotte di oggi alla mezzanotte di domani. 24 ore di allerta. Previsto stato di allarme per criticità idrogeologica rossa nei bacini Alto Brenta, Bacchiglione, Alpone, Po, Basso Adige, Basso Brenta, Bacchiglione, Basso Piave, Sile e bacino Scolanti in Laguna. Le
Le precipitazioni potranno interessare la regione già dalle prime ore di domani sulle zone occidentali e meridionali. Nel corso della mattinata tenderanno a estendersi e intensificarsi. Il tempo sarà in prevalenza perturbato con precipitazioni estese anche a carattere di rovescio e temporale, in genere più significative dalla mattinata. I fenomeni più consistenti sono previsti sulle prealpi, su pianura e costa. Quindi questa allerta rossa riguarda buona parte della regione del Veneto. Ci spostiamo in Friuli Venezia Giulia, dove continuano le indagini per l'incidente aereo accaduto nei giorni scorsi a San Mauro di Premariacco. Ancora tanto, troppo il dolore e il lutto per la morte di Alessandra Freschet, 15enne di Roveredo in Piano, e di Simone Fant, 31enne di Reana del Royale, rispettivamente allieva e istruttore di volo, deceduti nello schianto dell'ultraleggero a San Mauro di Premariacco, nell'avio superficie, dove opera la scuola di volo ASD Fly and Joy. Le primissime indagini dei carabinieri si erano concluse già poco dopo lo schianto, con la raccolta delle testimonianze dei 7 compagni di corso di Alessandra che hanno assistito impotenti alla scena. Le carte raccolte dai carabinieri sono state consegnate alla Procura di Udine, che ha aperto come atto dovuto un'indagine. Il reato ipotizzato dal pubblico ministero è omicidio colposo contro ignoti con nessun nome iscritto nel registro degli indagati. In attesa dell'autopsia sui 2 corpi, con la morte sopraggiunta per la gravità delle lesioni e soprattutto delle ustioni di 3° grado su tutto il corpo, l'indagine procede. Si cerca di stabilire il perché della caduta del Fly Synthesis Torch, ultimo volo della giornata di ambientamento, che era in aria insieme a un altro ma che non è riuscito ad atterrare in sicurezza, o meglio, che le ruote a terra le aveva messe, ma le condizioni atmosferiche hanno presumibilmente portato Simone Fant a ridecollare per tentare un secondo atterraggio in sicurezza, ma non ne ha avuto il tempo. Prima dell'apertura dell'indagine da parte della Procura di Udine già si era attivata quella dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo, ANSV, giunta a San Mauro di Premariacco per analizzare la scena dello schianto. Informazioni utili, vista l'assenza di scatola nera, possono arrivare dall'elica e dal motore, che però, come spesso accade in questi casi, risultano bruciati quasi da essere compromessi. Sono andati avanti intanto gli interrogatori ai ragazzi, testimoni oculari dell'evento, nella stazione dei carabinieri di Premariacco, questa volta con i genitori al loro fianco, ma comunque ancora in evidente stato traumatico, anche se nella massima collaborazione i ragazzi hanno fornito la versione dei fatti con il massimo della lucidità, confermando la dinamica che ha portato l'ultraleggero a crollare al suolo. Chi ha provato di corsa a fare quelle poche centinaia di metri per vedere cosa stava succedendo ha potuto vedere i 2 occupanti uscire autonomamente dal velivolo, avvolti dalle fiamme, troppe fiamme, che hanno poi determinato la loro morte successiva in ospedale. L'inchiesta sul rogo della Grenfell Tower, il rapporto denuncia la disonestà e incompetenza, le morti, dice appunto questo report, erano evitabili. A 7 anni dal rogo di Londra le scuse del primo ministro inglese. Nell'incendio morirono, lo ricorderete, 2 giovani veneti. 1700 pagine di testimonianze e atti che sanciscono definitivamente la disonestà e l'incompetenza attribuite ad aziende private, ma anche a istituzioni pubbliche, servizi di soccorso, politici locali e governo nazionale. Ecco in sintesi il rapporto finale sul rogo della Grenfell Tower di Londra, avvenuto il 14 giugno 2017, nel quale persero la vita 72 inquilini, fra cui la coppia di giovani architetti veneti Gloria Trevisan di Campo San Piero e Marco Gottardi di San Stino di Livenza. Il rapporto, atteso con ansia dai familiari delle vittime, mette in rilievo negligenze normative di manutenzione e di controllo moltiplicatasi negli anni della privatizzazione della gestione di tanta parte dell'edilizia popolare pubblica del Regno Unito, definendo l'incendio che distrusse l'imponente grattacielo nel quartiere di Kensington and Chelsea come un disastro annunciato. Il Veneto pagò un caro prezzo con la morte dei 2 architetti, Gloria di 26 anni e Marco di 28, che da poco si erano trasferiti a Londra per iniziare il loro cammino professionale. Le fiamme vennero alimentate dai pannelli per il rivestimento estetico dell'edificio, che negli anni erano diventati non a norma. Sotto accusa anche i vigili del fuoco inglesi, che non avevano preparato piani di evacuazione. Il primo ministro britannico Starmer ha chiesto solennemente scusa a nome di tutti i governi precedenti e le istituzioni del regno ai familiari delle vittime e dei superstiti del rogo della Grenfell Tower. Soddisfazione è stata espressa dal padre di Marco Gottardi. Finalmente si conclude questa fase e si riconosce ciò che era evidente. Del resto le prove erano talmente schiaccianti che era impossibile che il rapporto uscisse in modo diverso, ha detto Gottardi. Il processo penale inizierà non prima del 2027 e per i familiari di Gloria e Marco questo aggiunge dolore ad un dolore infinito che non passerà mai.
Una brutta storia di violenza familiare ci porta in provincia di Vicenza. È stato arrestato in un comune della Val d'Astico un 52enne originario della penisola balcanica che era fuggito dopo aver picchiato moglie e figlia tentando di estorcere loro del denaro. L'uomo era fuggito all'estero a giugno dopo aver colpito a pugni in testa e minacciato di morte le donne. Per questo su di lui pendeva un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. I carabinieri di Schio però lo hanno rintracciato nuovamente in zona e portato in carcere a Vicenza. Era già stato arrestato nel 2022 per violenza domestica. Vi ho detto prima dell'allerta rossa che scatta in Veneto dalla mezzanotte di oggi, maltempo previsto per tutta la giornata di domani con fenomeni evidenti. Insomma, un tema che è legato al cambiamento climatico. Di cambiamento climatico ha parlato oggi a Treviso Andrea Ferrazzi del Comitato Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, un volto che il nostro pubblico ben conosce. Le Nazioni Unite nell'ultimo report sull'ambiente del 4 giugno scorso hanno raccontato che il 2023 è stato l'anno più caldo nella storia dell'umanità e rispetto all'era preindustriale c'è stato un aumento di 1,45 gradi centigradi e il problema serio per noi è che l'Europa aumenta il doppio della velocità, in particolare il bacino del Mediterraneo, cioè l'Italia è in pieno in questa crisi climatica che comporta tutte le devastazioni, trombe d'aria, alluvioni, grandinate micidiali e tutto quello che purtroppo riusciamo a vedere e possiamo vedere nelle nostre giornate. Si è modificata anche l'intensità e la frequenza dei fenomeni che ora sono più violenti e con gravi ripercussioni. Trombe d'aria come ci sono ormai da anni qui non c'erano mai state. La tempesta Vaia nelle Dolomiti ne è stata una dimostrazione. Grandinate con chicchi grandi come piccole meloni non ci sono mai state. Chicchi che stanno distruggendo le case. Gli eventi meteorologici estremi stanno diventando purtroppo una normalità nel nostro territorio e non c'è dubbio alcuno che questo dipenda dal cambiamento climatico in corso. Il nuovo Green Deal europeo potrebbe invertire questa tendenza? Chi investe nell'ambiente, nella sostenibilità a 360 gradi, sono le imprese che poi fanno profitti. I paesi che stanno investendo in quelle direzioni sono i paesi che stanno creando benessere. Biden sta facendo questo, ma anche la Cina sta investendo tantissimo nel Green Deal e nel Digital Green. Ma la vera sfida del futuro si giocherà sull'acqua. E la guerra dell'acqua e sull'acqua è già uno degli elementi centrali dei conflitti internazionali e anche dei conflitti all'interno della nostra nazione. Si pensi appunto ai conflitti tra il Trentino Alto Adige e il Veneto, lì vogliono tenersi l'acqua, qui invece l'industria e l'agricoltura li vuole. Serve dunque una politica oculata, una politica che comprenda che l'acqua è l'oro blu, davvero, ed è quello che non può mancarci, perché noi possiamo vivere senza l'oro giallo, cioè l'oro, appunto quello classicamente inteso, possiamo vivere senza l'oro nero, cioè il petrolio attraverso la transizione, non potremo mai vivere senza l'oro blu che è l'acqua, cioè la nostra vita. E a proposito di caldo, di temperature estreme, un 73enne ha passato molte notti quest'estate al pronto soccorso di Padova, non perché avesse qualche patologia specifica, ma per poter usufruire dell'aria condizionata. Lo racconta il direttore Vito Cianci. Signore ultra settantenne che viene di notte sistematicamente da noi da un paio di mesi a questa parte, non chiede nessun tipo di assistenza particolare, non si presenta al triage, gli si chiede per quale motivo è presente all'interno del pronto soccorso e la risposta di questa persona assolutamente dignitosa e assolutamente al suo posto è: io vengo qui perché a casa vivo tra quattro mura in uno spazio eccessivamente ristretto, non ho l'aria condizionata, io non riesco a sopravvivere durante la notte. Questa una delle storie che si vedono al pronto soccorso di Padova. A raccontarcela Vito Cianci, che lo guida e con quell'uomo che cerca riparo dalle notti tropicali ha parlato per cercare di capire il suo disagio. Dottore, venga lei a casa mia, si metta una notte per un paio di ore a casa mia e allora si parte da questo tipo di problemi sempre di più
diciamo dilagante, per andare alle persone senza fissa dimora, per andare alle persone che vengono soccorse in un qualsiasi punto della città, dalla stazione ferroviaria piuttosto che dal quartiere X, piuttosto che dalla strada in un qualsiasi punto, e che vengono condotte in pronto soccorso non sempre con delle necessità strettamente assistenziali dal punto di vista sanitario. Mostra del cinema, è il grande giorno di Lady Gaga. È Lady Gaga a tenere in paziente attesa il popolo dell'81esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. L'artista torna in Laguna per la continuazione di Joker, che nel 2019 nel primo episodio è valso il Leone d'Oro. È bello vedervi qui oggi. Credo che il modo in cui ci avviciniamo alla musica in questo film è molto particolare. Non direi che è un musical, in verità è qualcosa di diverso. Il modo in cui la musica viene utilizzata dà e consente ai personaggi di esprimersi. Ma questa è anche la giornata di Diva Futura, quarto film italiano in concorso della regista Giulia Stegevard, con Pietro Castellitto che interpreta Riccardo Schicchi. Quando ho letto il romanzo di Deborah Attanasio e poi approfondendo ulteriormente la storia ho trovato delle tematiche estremamente attuali che mi hanno colpita, e poi ho trovato una grandissima umanità all'interno di questo racconto, e quindi ho avuto proprio voglia di dedicarmi per gli anni che ho dedicato a questo film. Pietro Castellitto e Barbara Ronchi hanno trovato, diciamo, proprio una sintonia immediata, sembravano due compagni di scuola, due compagni di merende, e con loro il lavoro è stato estremamente naturale e semplice. Tornare oggi qui con molta più consapevolezza e anche veramente sinceramente contenta che abbiano deciso di selezionare il film in concorso è molto bello. Un saluto a tutti e spero stiate godendo di questo festival. Dal Veneto è tutto, subito dopo la sigla c'è il meteo, buona serata.